Parto io? Sì, Luigi. Sì, velocissimo. Allora, una considerazione, visto che si parlava prima degli investimenti pubblici, io credo che se così con il Job Act di Obama ha previsto investimenti pubblici, decontribuzioni di sgravi per quanto riguarda il costo dei lavoratori, incentivo alle start-up, sostegno alle imprese che avevano e quindi diciamo c'è stato un intervento sistemico. Invece da noi è stato probabilmente forse diciamo, preso solo l'elemento della decontribuzione del lavoratore, mi sembra troppo poco, quindi condivido l'investimento. Quando io entro in azienda e c'è un nuovo lavoratore, spesso mi capita di fare formazione orientata al raggiungimento orientamento delle prestazioni, che poi determina l'incentivo di quello che è il premio. Ecco, mi domandavo, è possibile questo inserirlo nell'ente pubblico? Già c'è questo elemento? Ecco, poi un'altra cosa, il Whistleblower. Sì, no, infatti, no, una per volta, perché questo è interessante, anche perché ci sta a casa non capisce più niente. Ecco, quindi il sistema premiante all'interno della pubblica amministrazione è un qualcosa che si può inserire? Prima vorrei però Gastaldon che rispondesse, dopo do i sindacati. Per quanto riguarda il pubblico impiego sappiamo, dicevamo anche poc'anzi durante la pubblicità, che la differenza tra chi ha un'abnegazione totale e ottimi risultati rispetto a chi non ha ottimi risultati, ma risultati sufficienti, non è così elevata e questa volta non è più un qualcosa di incentivante ma di disincentivante. Ecco, in questo sicuramente i sindacati possono dare un apporto positivo elevatissimo. Quindi manca la materia prima, come si diceva prima? No, la materia prima in Italia sappiamo che c'è qualche milione di dipendenti e una parte significativa è anche nei comuni, quindi il sistema di valutazione dove possa prevedere effettivamente una valutazione di merito ma con larga differenza tra chi effettivamente eccelle rispetto a chi viaggia sulla sufficienza, è sicuramente qualcosa che i sindacati possono portare avanti. Ma io volevo spendere due parole su un altro aspetto di questa riforma, le società pubbliche, le società partecipate. Noi vorremmo tanto di più e copiare anche l'America sugli aspetti più incentivanti, ma andiamo a vedere un sistema distorto che abbiamo. In Italia ci sono 8.000 società pubbliche partecipate. Devono ridurre a 1.000, questo se non governo sbaglio, dice devono portare 1.000. Qualcuno ha chiesto addirittura di andare per passi, finire quest'anno a 4.000 e l'anno prossimo arrivare a 1.000. La misura invece è assolutamente tranchant in questo, dice che bisogna arrivare a un numero di aziende tale per cui non ci sia un CDA superiore al numero di dipendenti. Le nostre realtà qui nella parte del nord padovano già stanno attuando queste misure, lo vediamo nelle nostre società pubbliche che hanno già disposto processi di fusione, di accorpamento o di chiusura. Parlo del ciclo idrico integrato. Anche di chiusura, e quindi con i dipendenti dove vanno in questo caso qua? Alcune di queste non hanno dipendenti, non ci si pone proprio un problema sindacale da questo punto di vista. C'è solo il CDA. Solo il CDA. Insomma, si sa che molte partecipate era il luogo dove mettevano i trombati della politica. Insomma, no, non è questione di trombati. Adesso, no, non facciamo di tutto un'erba fascia. Guardare altrove. Guardiamo qui scusate, qui sono gli amministratori che fanno anche, oltre che gli amministratori di comune, gli amministratori di queste società dal governo Prodi a incentivo zero, cioè con nessuna remunerazione. Io vorrei che anche da parte dei sindacati ci fosse un po' di rispetto verso le amministrazioni e verso coloro che fanno amministrazione locale, perché non prendono un soldo andare a fare gli amministratori nei CDA di queste società dal 2008. Detto questo, le società sono in chiusura e con un processo che se non partiva da Roma, per quanto noi elogiamo il nostro Veneto, non avrebbe mai visto muoversi nulla neanche qui a livello locale. Ne avremo meno rispetto a altre regioni sicuramente, ma anche qui il processo purtroppo parte da Roma. Dare un esempio e dire cominciamo a razionare le società pubbliche, quelle strumentali che oggi sono composte solo da CDA, andiamo a chiuderlo, si poteva fare anche qui a livello locale. Ancora una volta però sottolineo questo aspetto, il rispetto deve essere reciproco. La politica deve averlo verso i sindacati che non sono la causa di tutti i mali e verso il pubblico impiego, altrettanto deve essere verso la politica di chi sottrae dal proprio per andare gratuitamente all'interno di queste società. Però lei ha parlato se vuole posso fare esempi a infinito. Sì, ma anch'io se vuole posso fare delle partecipate, come diceva, ricordare bene, sono oltre 8.000 e qualcosa e non tutte le realtà di queste partecipate sono a modello di quelle da lei citate. Parlo del Veneto che conosco, non mi addentro in altri se vuole parliamo, ma
non per fare dello spiccio lo stupido antimeridionalismo, se vuole parliamo della Calabria, se vuole parliamo del Lazio, se vuole parliamo del Molise, e lì le assicuro che c'è stato un processo osmotico, siccome non sapevano dove piazzare alcuni politici che non ce l'avevano fatto. Scusa, ti do del tuo e ti interrompo, io sono tutto tranne che leghista, però guardo la nostra realtà che conosco, quello che non conosco non mi ci addentro, però perché sennò diventa populismo. Ma non sono il tipo, però insomma conoscendo un pochino quella realtà, voglio dire, è risaputo, voglio dire. Detto questo, rispondo alla domanda, non siamo all'epoca paleozoica. In molte amministrazioni pubbliche prendo il modello del sistema delle agenzie fiscali. Il sistema premiante è dato sul raggiungimento di obiettivi ferrei e bada non sul 100%, oggi è tarato sul 120% del 100 proposto. Cioè se arrivi a 100 non ti do un centesimo, devi raggiungere il 120 del 100 fissato. Ok? Questo, entrate, ex territorio perché ormai è stato accorpato alle entrate, dogane. Questa cosa non è ben vista comunque dalla gente, il discorso che l'ufficio delle entrate guadagni in relazione a quanto è. No, volevo solo dire che se non facciamo più la lotta all'evasione, ma era solo una considerazione. Certo che non è ben visto bene da tutti. Però non è che siamo anche lì all'epoca dei Ming. È anche poco serio dire devi fare il 100 ma ti pago se fai il 120. Cioè è un dato oggettivo, il sistema premiante all'agenzia funziona che tarato sul 100 prendi niente. Tant'è che ormai si spostano gli obiettivi di anno in anno, siamo oltre il 120% recentemente. Cioè il valore assoluto e non la percentuale. Allora, dico questo perché le trattative che noi facciamo puntualmente, quotidianamente, ci raccontano che il sistema premiante nel sistema delle agenzie, come all'INPS, come all'INAIL, è ormai molto evoluto e molto avanti. E che le risorse che poi sono effettivamente incamerate dai lavoratori rispetto alla mole di professionalità espressa, perché adesso noi possiamo fare dell'ironia, ma vi assicuro che chi lavora al back office o al front office in un'agenzia delle entrate o all'INPS, dove a metà anno i dati di report ci raccontano di 20.000 ingressi allo sportello, quindi insomma stiamo parlando di un numero importante, stiamo poi distribuendo salari nell'ordine di 1.000 euro lordi pro capite, non stiamo parlando di premi di produttività da svenire, ecco, stiamo parlando di queste cose qui. E dove c'erano sono stati tolti. Faccio l'esempio della progettazione interna di cui i comuni, noi ci siamo avvantaggiati perché ci sono le professionalità. Fare i progetti internamente ti faceva pagare il 2% del valore dell'appalto, invece fuori costa molto di più. Un governo tra il 2005 e il 2006 ha deciso di togliere anche questa incentivazione, negli anni successivi poi si è andato a rendere ancora più ferrea questa cosa e oggi molte di quelle consulenze che vengono dette sono le progettazioni che un dipendente per poche centinaia di euro non si accolla la responsabilità di andare a progettare una mensa, una scuola, con tutte le responsabilità che poi questo può avere, perché giustamente serve tempo, approfondimento, professionalizzazione e a volte una scolarizzazione che queste persone acquisiscono da soli, quindi massimo rispetto del pubblico impiego, però andiamo a vedere che la storia ci ha portato in un sistema di difficoltà. Cambiarlo radicalmente oggi è difficile, però qualcosa si sta cominciando a fare. Cosa pensate del Whistleblauer, una cosa del genere? Sarebbe a dire il segnalatore di corruzione, che è un decreto recente del governo. In pratica, all'interno dell'azienda un dipendente può segnalare delle irregolarità sia nel pubblico che nel privato. Ecco, cosa ne pensate? Ottima idea. Io personalmente ho sempre pensato che fenomeni di questa natura qui e purtroppo anche di questa estensione o ricevono una risposta generale da tutti i punti di vista, a tutti i livelli, ciascuno deve fare la propria parte nel suo piccolo, nel suo ambito, con le sue responsabilità, o pensare che solo la magistratura possa in qualche modo estirpare appunto fenomeni che hanno questa dimensione purtroppo in questo Paese è un'illusione. Quindi responsabilizzare in maniera diffusa. Pensate che la cosa incredibile è che giustamente c'era un dibattito anche quasi sulla lingua italiana, perché quel termine inglese non trova una traduzione in Italia se non delatore, che ha un'accezione negativa e che la dice lunga sulla cultura di questo Paese. Invece che ad esempio nel lavoro pubblico, all'interno del lavoro pubblico, e questa è un'iniziativa che noi già da tempo abbiamo pensato, sarebbe opportuno che non solo ovviamente quel lavoro culturale che già facciamo da sempre, che facciamo anche in questi ambiti, nell'ambito di queste discussioni, ma che ci fosse anche questo tipo di responsabilizzazione, perché il problema della corruzione, il problema dell'illegalità è un altro grande problema strutturale. Che se non sono indiscreto, che lavoro fa lei? Dove lavora, il pubblico privato? Sindacalista. Pubblico privato. Ecco, lei segnalerebbe un episodio di corruzione?
Assolutamente se sì, che tipo di protezione vorrebbe avere, che tipo di tutela? Ma qui siamo diversi qua al nord e diversi qua al sud. Assolutamente sì. Io sono oltre, io penso che sia un dovere e che tipo per di il tutele cittadino un lavoratore dovrebbe avere, fenomeni di corruzione. La tutela di uno Stato di diritto non mi pare di essere in una condizione in cui devo aver paura di denunciare una corruzione di cui vengo a conoscenza. Viva Dio, siamo nell'Italia del 2016. Nel decreto si parla di dopo tutele. Parlo degli ambienti, ovviamente come diceva giustamente... Dipende da dove vai. Nel decreto si parla di tutele, per questo siccome è afferrato lo volevo sentire. Qualsiasi tutela, qualsiasi strumento che incentivi o metta nelle condizioni delle persone di denunciare l'illegalità, il malaffare, che sono un cancro di questo paese, secondo me è un'ottima idea da questo punto di vista. Prego. Io lavoro nel privato e assolutamente anche la mia azienda ha adottato questo protocollo, addirittura facendomi sottoscrivere un codice etico, quindi rientra in un codice etico aziendale. Assolutamente sì, non avrei alcun problema a segnalare l'irregolarità da parte di un mio collega, anche perché penso non è assolutamente fare la spia, insomma, in quel caso, ma è salvaguardare l'azienda, perché una volta che poi si inserisce il malaffare è difficile. Però la irregolarità, che per quanto io abbia capito, riguarda anche irregolarità dell'azienda. Allora in quel caso cosa farebbe lei? Sì, è vero, ma le minacce sono sempre all'esterno. Allora, quando è l'irregolarità dell'azienda nel privato, e quindi parlo nel personale, sono irregolarità dei superiori, perché insomma quando capita dei miei subalterni, lì la segnalazione ovviamente ha un senso solo, quindi dal basso parte e va in alto. Regolarità dell'azienda, lì non ci si può fare nulla, se sono superiori, sono superiori. Ubi Maier, nel pubblico questo si sta introducendo nel corso degli ultimi 2 anni con l'autorità anticorruzione, anche con la turnazione dei dipendenti nei ruoli che possono essere oggetto di corruzione in un modo molto forte. Addirittura questo sta creando nelle piccole realtà qualche difficoltà, ma la volontà si attua concretamente. Si attua concretamente. Io penso che qualcuno di noi, o meglio tutti noi, possiamo andare a vedere nei siti dei comuni la mole di documenti che vengono messi a disposizione da 2 anni a questa parte sotto amministrazione trasparente, ma anche andare a vedere i procedimenti che prevedono oggi che ci sia la turnazione del personale nei ruoli dove ci può essere atto di corruzione, non nell'ipotesi che ci sia, ma proprio sotto forma preventiva, quindi anche l'autorità dell'ANAC introdotta e la possibilità anche da parte di questi di rispondere celermente. Oggi i comuni hanno la facoltà di avere dei responsi a dei loro interrogativi e dei dubbi molto celermente dalla struttura di cantone. Queste sono delle innovazioni che vanno citate, non è che tutto non funziona, si sta, ripeto per la terza volta, tentando di mettere mano a un sistema che aveva delle evidenti difficoltà, e anche con delle riforme che qualcuno non vede nella pubblica amministrazione stanno avvenendo, e tutto ciò che oggi chiede l'ANAC e tutto ciò che chiede l'autorità anticorruzione nel pubblico sta avvenendo, sicuramente con delle difficoltà perché è un sistema che prima aveva qualche problema nella gestione di tutte queste pratiche. Oggi si sta tentando di mettere mano anche molto velocemente. E siccome di costi della pubblica amministrazione poi anche un discorso di costi rilevanti, e ci sono Italia 2 marce diverse, appunto sud e nord, perché questa ambizione qua, io ho parlato con una persona che in Sicilia lavora nel pubblico peraltro e mi ha detto non è così facile come la fate voi, qui veramente non avete questi problemi. Sì, per carità, può comparire il problema Mose, eclatante, però non c'è nessuno col mitra che ti spara alle gambe, e quella è la cosa che veramente chi vive un'altra realtà e voi non vi rendete conto. Abbiamo visto il caso anche eclatante che sembrava quasi paradossale, la giornalista inviata di Striscia alla Notizia, quindi persona notissima che viene minacciata dalla mafia. La minaccia è diversa, c'è minaccia, ma addirittura vengono bruciate la macchina, non so cosa fa, cosa che sembra paradossale perché la vedono tutti. Non è che non ci rendiamo conto, è che non è facile intervenire. Quando io in aperto dissenso rispetto a molti altri colleghi amministratori dicevo che il patto di stabilità non era del tutto sbagliato, è perché ha posto dei limiti alla spesa dove altra forma di buona volontà locale questo non la metteva. Sicuramente ha tarpato le ali, magari al nord dove si poteva investire di più, adesso viene in parte rilasciato il patto di stabilità, ma al sud ha tentato di porre un freno a quello che era probabilmente una spesa che non sempre era sotto controllo. Forse fermo restando Bruxelles bisognava intervenire in maniera, forse nella possibilità, in maniera è difficile in modo geografico. Il sistema della corruzione lo affronti al di là della norma legislativa 190 per le pubbliche amministrazioni, lo affronta con una propria trasformazione
nel messaggio culturale, perché poi alla fine, no? Cioè come? Cioè come? Voglio dire, io posso anche costruire tutte le norme che voglio, ma se non faccio capire in primis che la politica è la casa di vetro, e credo che non possiamo parlare di politica in questo paese come casa di vetro, no, in primis, ma che è un valore aggiunto essere trasparenti, non rubare denaro pubblico e fare delle buone cose. Se non passa questo messaggio da chi governa il paese fino all'ultimo, no, nella scala sociale, possiamo fare tutte le norme, possiamo fare tutte le, così guarda, come il 99,9% dei dipendenti pubblici sono persone per bene, ma adesso così non è il 99,9% degli amministratori siano persone per bene. Io non sto dicendo che l'amministratore pubblico delinque, sto dicendo un'altra cosa, che la questione della corruzione, che è un cancro. Corte dei Conti stime 70 miliardi che se ne vanno via ogni anno, che sono tantini, assieme ai 120 dell'evasione fiscale, 16 punti di PIL, non sono proprio poca cosa. Dicevo però che la questione della corruzione nel sistema paese tu la affronti sotto un profilo culturale, voglio dire, certo, no? Di innovazione culturale anche sotto un profilo scolastico, mi viene da dire. Perché? Perché o tu dai un messaggio che quello è un valore aggiunto che qualifica il sistema paese, o altrimenti non funziona. Prendo l'esempio dei paesi del nord della Svezia, perché lì la corruzione c'è anche lì, ma ha numeri che fanno ridere come diminuzio rispetto a quelli dei paesi. Perché? Perché lì hanno un gene particolare? No, perché lì c'è una cultura che solidifica l'idea che essere trasparenti, usare bene il denaro pubblico, fare dei servizi di qualità, rendere la macchina pubblica efficiente, pagare bene i propri amministratori, i propri dipendenti è un valore, no? Mentre da noi il messaggio opposto è che proprio quelli che dicono che i pubblici dipendenti sono poi i prima che dalle piccole cose viene l'idraulico, no, non mi fare la fattura, pago in nero, quella non è forse evasione, è esattamente evasione come quello che evade cifre molto più importanti. Quindi è un problema di messaggio culturale, e chi lo deve dare questo messaggio culturale? Ecco, questo non parlavo dell'amministrazione, lo deve dare la politica, e vogliamo dire che in questi 25-30 anni la politica sia qualificata come quella cosa che dava un messaggio di qualità rispetto all'azione morale del paese? Credo di no, credo. Sugli 8.100, 8.200 comuni che ci sono in Italia, diventano eclatanti un numero limitato di casi. Ma io sto parlando Guardiamo di quanti giovani, meno giovani si dedicano alla pubblica amministrazione locale. Oddio, ma se in questo Parlamento ci sta un terzo dei parlamentari, scusami, sto parlando di amministratori. È l'organo legislativo del paese. Di amministratori, perché parliamo di impiego pubblico e impiego locale. A livello locale questo dovrebbe anzi avere da parte dei sindacati, avere da parte dei dipendenti pubblici la volontà di andare nella stessa direzione tutti, perché se cominciamo a livello locale a fare la guerra dei poveri non andiamo da nessuna parte. Tanta buona volontà da parte degli amministratori, così come tanta buona volontà a ravviso da parte dei dipendenti. Se cominciamo a scaricare le responsabilità vicendevolmente, ho detto un'altra cosa. Non andiamo molto. Ho detto un'altra cosa. Qua credo sia un messaggio da dare che riguarda tutti, che riguarda le famiglie, che riguarda la scuola, che riguarda un nuovo modo di interpretare. Sulla politica la prossima volta uno mette la preferenza e si assume la responsabilità nelle scelte dalla prossima volta, perché qualcuno ha fatto una legge elettorale. Fino all'ultima volta c'erano dei catapultati, dalla prossima scrivono Elena Cognito, diciamo che abbiamo una lista un po' più ampia, ma un attimo solo, andiamo in pubblicità l'ultima volta, abbiamo poi pochi minuti per fare il punto. Pubblicità. C'è la preferenza dalla prossima volta.